Lo stadio San Carlo di Volta apre le porte alla 17ª giornata di eccellenza, dove la formazione di mister Asciutto è reduce da un'altra vittoria affronta la San Margheritese nell'intento di riaccimolare più punti possibili all'inseguimento della zona salvezza, attualmente fissata a 20 punti, dove sia dall'11° posto la Genova Calcio. Anche la San Margheritese ha iniziato al meglio il 2024, trovando la prima vittoria in campionato contro il Campomorone. Partono forte i padroni di casa con Zola, che serve Matarozzi, il quale testa i riflessi dell'estremo difensore avversario. Da qui entriamo in una fase in cui le squadre si studiano a vicenda, fino a quando al 20° sull'auto di destra il suggerimento di Cecon è perfetto, così come lo è la finalizzazione in porta da parte del bomber Mura, che sigla l'1-0 per i gialloblu. 5 minuti più tardi prova la conclusione dalla distanza Zola, ma il suo tiro finisce ben oltre la traversa. Al minuto 28 dispone la San Margheritese, il cross di Ferrari precipita preciso sulla testa di Petrarca, il quale svetta di testa e imbuca la palla nell'angolino, complice anche una deviazione del palo. In area arancio-blu la Voltese spinge per trovare il gol del nuovo vantaggio, in questo caso il difensore a salvare sulla linea il gol e di conseguenza anche il risultato. L'ultima azione dei primi 45 si sviluppa con il tiro di Casanova, buona l'idea ma la conclusione va solo vicina al secondo palo. Nella seconda frazione di Lisi in surplus riesce a liberarsi di 3 avversari per poi mandare in porta con un filtrante all'aria, al quale serve a rimorchio Guarella con il suo tiro che finisce tra le braccia del portiere. Al 10° della ripresa si invola verso la porta Petrarca, ma è troppo timido il suo tentativo. La partita si addormenta un po' per poi accendersi al 39°, prima con la conclusione di Lupi, violenta ma centrale in presa facile per Bare, poi con l'episodio che segna il match, punizione di battaglia sulla quale si avventa in semi-rovesciata Paterno, siglando un magnifico e pesante 2-1. Si toglie la maglia ricevendo il primo di 2 gialli, ma merita sicuramente un replay questo gran gol, dove lo potete rivedere nella reel della nostra pagina Instagram. La rete del classe 91 genera la reazione della Voltese, che va vicino al gol del pareggio, con Bettati che cestina un'importante occasione. Al 90° Paterno impedisce irregolarmente la ripartenza avversaria e il signor Eusebio non esita ad estrarre il secondo cartellino giallo, lasciando nei tesissimi minuti finali la San Margheritese in 10 uomini. In contropiede ripartono gli ospiti con Delfino, si allunga il pallone forse un po' troppo e di conseguenza non riesce a finalizzare, con Caruso che gli sbaglia la strada, ma non c'è più tempo, arriva al 96° il triplice fischio del direttore di gara, partenza sprint della San Margheritese in questo 2024 che apre nuovi scenari per la lotta alla salvezza.